Sera cominciamo proprio dall'ultimo giorno di campagna elettorale che ha riservato sorprese e spunti polemici. Iniziamo con il candidato Massimo Zanetti e l'acquisto del Treviso Calcio che ha annunciato proprio oggi. Io, assieme a un altro grosso personaggio molto facoltoso, ma che non vuole che io dica il suo nome perché vuole rimanere dietro le quinte, ma sarà comunque con me in cordata, prenderemo il Treviso per riportarlo in Lega 1 per poi risalire fino in Serie B. Con una metafora calcistica, contropiede elettorale per Massimo Zanetti a 2 giorni dalle elezioni per Treviso. Top secret la cifra per un'operazione sportiva che non si ferma qui. Ci sarà in spirito anche Beppi De Longhi assieme a me, che mi ha già garantito che continuerà a seguire il basket Treviso. Ci sarà Coldebella a rappresentare il basket, che lo rimetterà in Lega 2 e quindi anche Treviso riavrà la Serie A del basket. Impegni per lo sport ma anche per la cultura. È quella del contratto fatto con il signor Goldin, Marco Goldin, che porterà di nuovo le sue grandi mostre nella città di Treviso, riattivando tutta la parte del turismo. Ci sarà il grandissimo Red Canzian, il mio grande amico, che sarà assolutamente, si è messo a disposizione, sarà il mio consulente per tutto ciò che riguarda la musica per il comune di Treviso. Io dimostro che la città di Treviso può, mantenendo la parola data, diventare anche lei una grande città.